per condire 5-6 porzioni. Questa spezie è la più costosa in assoluto. 1 chilo di zafferano di queste aree di produzione vale 4.000-5.000 euro al chilo dal produttore. In Sardegna, la sola regione in Italia con 35 ettari coltivati di zafferano, il costo di produzione di 350-500 kg all'anno si aggira tra i 2,5 milioni e i 6 milioni di euro. Il gioiello purpureo di questa pianta officinale vale più dell'oro. Il prezzo al grammo dal produttore è sui 5-6 euro, mentre al consumatore lo zafferano sardo può costare confezionato tra i 12 e i 14 euro, con punte di 35 euro. Ma come nasce lo zafferano? Questa sostanza vegetale trae le sue origini da un bulbo che è l'organo che garantisce la propagazione della specie. La tecnica di lavorazione, che è tutta biologica, prevede la messa a dimora dei bulbi nel terreno per 4 anni, al fine di sfruttare al massimo la loro produttività. In questo periodo i bulbi si moltiplicano al punto da non riuscire a svilupparsi ulteriormente. Si provvede quindi in primavera alla loro raccolta, selezione e reimpianto, in attesa della fioritura di novembre. A San Gavino Monreale, la preparazione del 90% dei campi per interrare i bulbi avviene utilizzando la forza animale e l'aratro di ferro. L'uomo e il suo cavallo che trascina il vomere. Un'esperienza antica che non si è mai interrotta, anche se per molti decenni, a San Gavino Monreale, l'attività di un'importante fonderia di piombo argentifero sembrava avesse avviato una nuova fase di transizione da contadino o pastore a quella di operaio. Poi, in epoca più recente, il declino di questo storico stabilimento non ha più assicurato posti di lavoro.